Metti un caldo lunedì che diventa rovente lungo le strade del nord-est. Ben due le situazioni di estremo disagio verificatesi nella mattinata prima delle 8 sia nel tratto Venezia-Trieste che in quello Padova-Brescia dell'autostrada A4. Il punto compreso tra il nodo di Portogruaro e San Stino di Livenza nel veneziano, sempre quello, è stato chiuso in direzione del capoluogo lagunare a seguito del tamponamento tra due mezzi pesanti. Uno dei due autisti è rimasto incastrato tra le lamiere. Dopo averlo liberato, i soccorritori lo hanno elitrasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso. Sul posto i sanitari del 118 con l'invio dell'elisoccorso di Venezia, i vigili del fuoco di Portogruaro e Motta di Livenza, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Poco prima dell'episodio segnalati rallentamenti e code per traffico intenso. A completare il quadro caotico la chiusura anche dell'allacciamento del bivio A4-A28 in immissione verso Venezia. Più a sud, tra Vicenza Est e Ovest, due auto articolati ed un pullman coinvolti in un sinistro, ferito l'autista del mezzo di trasporto delle persone. Anche in questo caso intrico di lamiere e lavoro degli addetti con cesoie e divaricatori. Il pullman proveniente dalla Serbia e diretto a Bolzano aveva 19 passeggeri a bordo, tutti illesi, come gli altri conducenti dei mezzi pesanti. C'è voluta un'ora per risolvere l'episodio che naturalmente ha inciso in maniera devastante nella regolare circolazione del traffico, con la formazione di un serpentone di veicoli sia in una direzione che nell'altra per colpa dei curiosi. Almeno metà dell'asse autostradale che collega il Veneto da una parte al Friuli Venezia Giulia e dall'altra alla Lombardia è rimasto bloccato per gran parte della mattinata in un avvio di settimana davvero difficile.